Euroregione News. Ottagono, poligono multidisciplinare a Codroipo. Inaugurato ufficialmente a Codroipo il centro culturale polifunzionale con il presidente Gabriele Bosco e il sindaco di Codroipo Fabio Marchetti. Il nostro scopo non è quello di organizzare eventi e basta. Noi vorremmo che la gente di Codroipo venisse a chiederci di organizzare degli eventi, perché noi vogliamo essere al servizio, e questa parola secondo me è molto importante, al servizio della comunità di Codroipo, con lo scopo di poter realizzare anche i sogni di chi a Codroipo ci vive e a Codroipo ci rimane spesso. Questa bellissima struttura che come amministrazione abbiamo ereditato dalla precedente, per cui il merito di tutto quello che abbiamo potuto ammirare oggi e i ragazzi potranno usufruirne domani è da ascriversi a chi ha collaborato in questi lunghi anni, perché ricordiamo che la struttura ha avuto diversi vincoli da superare, fortunatamente sono stati tutti rimossi e oggi è una giornata di festa. Però in una giornata di festa è giusto anche e corretto ricordare chi ha lavorato perché tutto questo che guardiamo oggi fosse realizzato, e soprattutto ricordare l'investimento, perché quando si parla di cultura l'investimento è una parola d'obbligo, perché sono stati investiti quasi 650.000 euro di soldi pubblici. L'Associazione Culturale Ottagono, qui accanto a me il presidente, al quale faccio gli auguri di buon lavoro e di buon compleanno perché oggi è il suo compleanno, ha una grossa responsabilità ma ha le spalle larghe e soprattutto un'associazione seria che, ne sono certo, saprà gestire nel migliore dei modi questo bellissimo spazio che pochissime altre realtà possono vantare, proprio perché deriva da una tradizione agricola, contadina, di commercio, che oggi viene trasformato e riqualificato, perché il termine esatto proprio è riqualificato, a vantaggio, a favore della comunità. Le parole dette che siete a servizio mi hanno fatto molto piacere, perché siamo tutti al servizio della comunità, in questo caso di più comunità, perché va a riqualificare anche un luogo abbastanza degradato in passato, perché era sede del magazzino comunale, oggi dismesso, era sede di una mostra mercato del bestiame in tempi passati, era un luogo lasciato un po' a se stesso. Oggi tutta l'area è stata in qualche modo riqualificata e l'Ottagono fa la parte da leone assieme al corpo dei vigili volontari del fuoco di Codroipo, del distaccamento di Codroipo, che ne stanno accanto, ne fa in un certo senso da perla e da diamante di questa parte di territorio in questo contesto. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.